Lo avevano chiamato per farsi recapitare dei panini e poi lo hanno accerchiato e picchiato perché non volevano pagare la consegna. Ancora una volta sono 3 minori violenti, protagonisti di un cruento pestaggio ad un rider avvenuto in zona stazione a Padova. Il fattorino, un 33enne pakistano, doveva consegnare il cibo in via Foscolo vicino alla stazione. Ad attenderlo però 2 quindicenni e un sedicenne d'origine romena e marocchina residenti nel padovano e del veneziano che non lo volevano pagare. Il rider si rifiuta così di consegnare i panini e 2 ragazzi lo bloccano mentre il terzo complice cerca di prendere la merce dal termozaino. Alcuni rider di passaggio vedono la scena e soccorrono il collega mentre i 3 aggressori scappano. Sul posto i carabinieri che grazie alla descrizione individuano in piazzale stazione i minorenni. Mi sento di dire che non siamo più nel settore nel campo della devianza minorile, bensì della criminalità minorile vera e propria. Si tratta purtroppo di un gruppo di ragazzi che hanno perso i contatti con la famiglia, quindi hanno perso il riferimento educativo e affettivo della famiglia, rifiutano anche l'assistenza che viene fornita loro dai centri di accoglienza dei minori dove sono ospitati e purtroppo vivono la giornata, vivono anche per strada e commettono reati per soddisfare anche i bisogni della vita quotidiana. Purtroppo in maniera, come è successo in occasione del rider, efferata. I 3 sono stati arrestati, il sedicenne aveva anche un documento rubato, mentre i 2 quindicenni sono sospettati di un'altra rapina fatta con un terzo complice lo scorso 11 marzo alla fermata dell'autobus della stazione di Padova, dove hanno aggredito un coetaneo con lo spray urticante. Nel 2024 rispetto al 2023 abbiamo registrato un incremento della delinquenza minorile. Sono dati questi allarmanti che ovviamente richiamano un po' l'attenzione di tutte quante le forze di polizia su questo fenomeno ed è per questo che abbiamo disposto dei servizi mirati. Durante questo anno abbiamo registrato casi frequenti, ripeto, sia a Padova che nel resto della provincia, li stiamo monitorando attentamente. In un mese e mezzo sono stati numerosi i minori arrestati o denunciati per aggressioni, rapine o vandalismi dai carabinieri. L'11 febbraio 5 quindicenni sono stati denunciati per essersi intrufolati nella scuola di Bovolenta danneggiando aule e mandando mail pornografiche. Un 17enne invece è stato arrestato per spaccio in zona Forcellini a Padova. Il 19 marzo 9 minorenni sono stati denunciati per numerose aggressioni a coetanei avvenuti a Piove di Sacco. I carabinieri di Mestrino invece hanno arrestato 3 minori per aver rapinato un 18enne alla fermata dell'autobus di Selvazzano.